questa mozione e con tutta probabilità le sfuggiva il fatto che sia stata precedentemente presentata fra l'altro in una convocazione straordinaria del Consiglio esattamente il 23 di settembre del 2009, per cui era stata votata la mozione su questo punto, passò e purtroppo è rimasta per tutto questo tempo inapplicata. Per cui ci dà anche l'opportunità di ricordare che purtroppo non è la prima volta che le funzioni, che il Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna si autodelegittima proprio nel momento in cui non dà seguito alla sua funzione legislativa. Questo è successo, quindi abbiamo perso un'occasione per far rientrare tutti i nostri detenuti che stanno scontando delle pene detentive oppure che sono anche semplicemente in attesa di giudizio presso carceri della penisola. Ribadisco anche lo stato non solo il danno ai reclusi, ma anche il danno purtroppo che stanno subendo le famiglie anche per la difficoltà di lasciare il nostro territorio, quindi con sistemi di comunicazione che non funzionano, di trasporti che non funzionano e nonché le spese. Per contro abbiamo visto quanto con il lodo Alfano tutto sia diventato molto più efficiente nel momento in cui lo Stato italiano decide di fare un ulteriore regalo, chiaramente di stampo rigorosamente coloniale, alla Sardegna, importando i detenuti in regime di 41 bis, che per noi significa questo un problema enorme, un problema pesante che coglie in una situazione di grandissima fragilità le famiglie sarde, che significa che a causa della grande crisi in corso l'importazione della delinquenza internazionale organizzata nella nostra regione diciamo che non è certo il toccasana. Voglio anche ricordare, a questo proposito colgo proprio l'occasione, che Presidente, grazie. Voglio anche ricordare il fatto che non ha trovato applicazione la decisione presa in sede di Consiglio, prima in Commissione diritti civili e poi in Consiglio, della figura del garante dei detenuti. Anche questa è una carenza gravissima. E quando la proposta è passata in questo Consiglio diciamo che è stato un momento anche di lustro per il Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, perché ha fatto una scelta di civiltà non di poco conto. Tuttavia poi non ha provveduto a istituire questa importante figura, tenendo conto che la stragrande maggioranza dei detenuti vivono in condizioni di grandissimo disagio anche per l'impoverimento economico, quindi si tratta per la percentuale più ampia di persone che non usufruiscono di assistenza, per cui più che mai è urgente che questa figura venga assolutamente istituzionalizzata. Quindi io mi auguro che questa mozione, che non posso che sostenere, invito tutti i colleghi a sostenerla e a promuoverla, però c'è molto chiasso e va bene, siamo annoiati perché è vero, però ne abbiamo parlato in tante occasioni, non è la prima volta che denunciamo anche la condizione di grave degrado in cui versano gli istituti circondariali della nostra isola, però cogliamo l'occasione per dare una spinta e per dare una marcia in più in questo momento, perché si manifesti un minimo di sensibilità e si applichino queste leggi. La legge, stiamo chiedendo fra l'altro, colleghi, che è una legge italiana, perché c'è anche questa strana abitudine che le buone leggi italiane, colleghi, le buone leggi italiane che sono utili per la situazione sarda difficilmente vengono applicate, per cui questa è uno di questi casi, per cui io veramente chiedo che i colleghi si impegnino, però non mi sembra che ci sia la volontà anche psicologica, deve essere colpa dell'ora.
Esiste anche il protocollo d'intesa del 2007, quindi firmato dal Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna, per far rientrare i nostri detenuti o dare la possibilità, non è detto poi che tutti scelgano, però mi sembra una questione di civiltà dare l'opportunità a chi lo desideri di fare regolare domanda per rientrare a casa. Grazie.